ci siamo pronti, usciamo da Butrio e si parte direzione Coglio. Prendiamo un attimo di confidenza con il quad. E già qua i posti, già spettacolo. Quindi facciamo questo giro con Simone di Digital Quad per il Coglio. Da Butrio ovviamente è un pezzo asfaltato di trasferimento anche per capire effettivamente le capacità di chi inizia a guidare il quad. Noi abbiamo già avuto qualche esperienza, quindi siamo un po' più tranquilli, però giustamente Simone deve anche capire chi ha di fronte come utenti. Adesso da qua cominciamo ad andare sullo sterrato in mezzo alle vigne. È un produttore di vino e probabilmente la bottiglia più costosa di vino di tutto il Friuli è sua, ed è lì che guidare il quad non è una cosa assolutamente difficile. Sicuramente questa è un'attività alla portata di chiunque. Poi ovviamente Simone ti propone un tiro senza metterti in difficoltà a livello di guida o diciamo di fatica. Si accelera con l'acceleratore qua sul pollice, freno a destra e a sinistra, questo è il freno a mano per fermarsi, ed eventualmente per chi è più abituato alla guida in moto c'è anche il freno a pedale sul piede a destra. A me piace di più guidare in piedi, ma comunque anche guidare da seduti, spostando il peso da destra a sinistra è tutto più facile.